E ora una nota del consigliere regionale Daniele Stival che si riferisce in particolare alle polemiche di cui abbiamo parlato anche noi relative alla Fondazione Santa Cecilia. La mancanza di potere dell'ex sindaco Bertoncello deve aver tolto la capacità di intendere, perché la Regione Veneto negli ultimi anni si è sempre prodigata per confermare i propri contributi, cercando di finanziare anche nuovi progetti. Ed è in questa direzione che il sottoscritto Daniele Stival, appunto, si è sempre impegnato promettendo attenzione ed eventuali risorse per le progettualità che Santa Cecilia propone per coinvolgere il territorio. Sono invece profondamente contrario a che la Regione usi le risorse dei cittadini per coprire i buchi di bilancio autorizzati da una scellerata politica di sinistra, così la definisce Daniele Stival, che ha gestito Portogruaro e la provincia creando debiti che poi Pantalon Veneto paga, conclude, ma ora i nodi sono arrivati al pettine. I debiti li paghi chi li ha fatti o chi li ha autorizzati e non con i soldi delle tasse dei cittadini.